semifinale slam in carriera, la 15ª a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Roswell. Per il momento è tutto, a più tardi. ASCA, azienda speciale consortile Agordina, ricerca un manutentore da inserire nelle RSA di Agordo e Taibona Agordino. Contratto a tempo determinato, con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato. Si richiedono diploma o qualifica tecnica, patente B, autonomia, affidabilità, flessibilità oraria e disponibilità alla reperibilità. Contratto UNEBA, livello 4, 38 ore settimanali. Per informazioni e candidature, ASCA Agordo. Telefono 0437 63 750. Sito servizisocialiasca.it. Agriturismo Busa Days Brase a Taibon, strada per la frazione Soccol. Per tutto luglio e agosto vi aspettiamo la sera per una cena speciale con il nostro nuovo menù alla carta. Prodotti genuini, fatti in casa, materie prime a chilometro zero e la fresca birra di Belluno. Tutto questo in un angolo di pace lontano dal caos, per vivere una serata in totale tranquillità. Per mangiare da noi è gradita la prenotazione al 347 386 5407. Agriturismo Busa Days Brase, il gusto autentico della montagna ti aspetta. Seguici sui social, su Facebook e Instagram. Basta un attimo, una distrazione al mercato, una telefonata che mette paura, qualcuno che si finge amico. È così che iniziano le truffe, e a pagarne il prezzo, troppo spesso, sono gli anziani. Non date mai dati personali o bancari. Diffidate dalle apparenze. Un tesserino non è una garanzia. E se qualcosa non vi convince, fermatevi e chiedete aiuto. Chiamate il 112, il 113, il 117. Parlate con un familiare. Informatevi presso il comune di Belluno. La fiducia è preziosa. Difendetela. Contro le truffe, insieme, si può dire no. Amore, lo sapevi che all'Emporio del Mobile Interior Design, se compri una cucina ti regalano il top ingresso in quarzo? Sì, amore, cambiamo anche il living, così mi regalano il TV 55 pollici iSense. Fissiamo subito un appuntamento. Emporio del Mobile Interior Design, via Vittorio Veneto 262, Belluno. Promozione valida sull'acquisto di una cucina del valore minimo di 4.900 euro IVA esclusa e living dal valore minimo di 1.900 euro IVA esclusa, valido fino ad esaurimento scorte. Vi abbiamo regalato 5 secondi di Alleghe, la montagna dei bambini. Zaino in spalla, scarpe comode e voglia di divertirsi nei boschi, nei rifugi e nei percorsi naturalistici di Alli Farm, il parco per tutta la famiglia nel cuore delle Dolomiti. Porchetta? Ci sono porchette e porchette. E poi c'è l'originale porchetta delle Dolomiti. Profumo e gusto. La riconosci subito. È la regina della tavola. L'originale porchetta delle Dolomiti lavorata a mano. La trovi al San Martin in località La Muda, lungo la regionale 203 Agordina, tra Belluno e Agordo. E a Bastia dal Pago, al ristorante Pizzeria Beio. La porchetta delle Dolomiti la trovate anche da asporto sottovuoto, intera, a tronchetti o affettata. Potete assaporare all'interno di un panino o abbondantemente distesa sul piatto. Evviva! L'originale porchetta delle Dolomiti anche per chi è intollerante al glutine. Info 333 143 24 68. Siamo quassù, in cima al mondo, tra le più belle vette delle Dolomiti, la Marmolada, il Civetta, il Pelmo e le Tofane. Ti aspettiamo al Rifugio Padon. Se ami scalare, passeggiare in quota, conoscere la storia delle trincee della Prima Guerra Mondiale, gustare i piatti tipici della montagna, riposarti al sole sulla terrazza e a piedi dal Passo Fedaia in 40 minuti o ancora da Arabba o dal Pordoi. Rifugio Padon, con telefono 72 20 02. C'è un mondo che produce energia, bellezza, cultura, che ospita campioni, che forgia carattere, che racconta storie vere. Un mondo che, per troppo tempo, ha parlato solo a se stesso. Oggi ha una voce che arriva lontano. Radio Più, emittente agordina, è in diretta digitale e DAB+ su tutto il Veneto. Dalle vette alle pianure, dalle vallate alle città. Un segnale pulito, continuo, senza confini. Perché le grandi storie non nascono solo nelle grandi piazze, nascono anche in quota e meritano di essere ascoltate da tutti. Radio Più, la montagna, finalmente, parla al Veneto. DAB+, digitale, ovunque tu sia. Radio Più. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983.
Buongiorno da via Paris Bordone a Taibona Gordino, sono le 8:05. In apertura sul Gazzettino la notizia della vacanza tragica, muore a 47 anni. Dennis Fant di Sospirolo è caduto da una scala in casa di parenti a Campobasso, sembrava essersi ripreso, poi l'improvviso tracollo. Tragedia in Molise, Dennis Fant, 47 anni di Sospirolo, è rimasto vittima di un banale quanto fatale incidente domestico. È successo domenica a Campobasso, dove Fant si trovava per qualche giorno di vacanza assieme ai due figli, 13 e 10 anni, e alla compagna. Si era offerto di eseguire alcuni piccoli lavori di manutenzione nella casa dei nonni della consorte. È caduto dalla scala, rovinando malamente al suolo, impattando con il capo su un cordolo in cemento. Inizialmente sembrava essersi ripreso, poi la situazione è volta al peggio. L'uomo ricoverato d'urgenza a Isernia, non c'è stato nulla da fare. Ancora il Gazzettino, l'ultimo regalo, donati reni, cuore, fegato e cornee, grande altruismo, un immenso atto di generosità e coraggio che si compie nel momento del dolore più straziante. La famiglia di Dennis Fant ha optato per la donazione degli organi. La morte del 47enne contribuirà ad altre vite bisognose di cuore, reni, fegato e cornee. Corriere delle Alpi, in apertura ai dispersi per 5 giorni. Salvi, la coppia di escursionisti, non aveva più dato notizie ai familiari. Vane le ricerche degli elicotteri sulle montagne tra Veneto e Friuli. Non abbiamo mangiato nulla, siamo vivi grazie alla natura, il ruscello vicino a noi ci ha aiutato a sopravvivere, ci ha dato lo stimolo per continuare a crederci. Sono le prime parole dei due coniugi escursionisti di Osimo, Ancona, lei 38, lui 41 anni, ritrovati ieri nei boschi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo 5 giorni di apprensione, le ricerche coordinate sui versanti di Veneto e Friuli Venezia Giulia dagli uomini del soccorso alpino del centro Cadore della Valcellina, vigili del fuoco, carabinieri e 4 elicotteri. E poi la cronaca prosegue così. Caduta in mountain bike a Porta Vescovo, soccorso un turista inglese, Levinallongo. Intorno alle 10:20 di ieri la centrale del 118 è stata allertata a causa di un brutto incidente in mountain bike avvenuto lungo una strada sterrata situata sotto Porta Vescovo. Un turista inglese di 52 anni è caduto rovinosamente a terra mentre stava effettuando un'escursione in compagnia di un amico. A causa dell'impatto l'uomo ha riportato forti traumi e lamentava dolori diffusi a spalla, collo e piedi. I soccorritori si sono subito attivati. Una squadra di terra ha raggiunto rapidamente il luogo esatto del sinistro, localizzato grazie alle coordinate geografiche fornite tempestivamente dal compagno di viaggio. Dopo aver ricevuto la prima assistenza sul posto, l'infortunato è stato recuperato dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e trasportato in ospedale ad Agordo per cure. E nel pomeriggio di ieri la centrale operativa del SUEM 118 di Belluno è stata impegnata in 2 interventi di soccorso, entrambi risoltisi fortunatamente con ferite di lieve entità. In Val di Zoldo, a causa di un incidente stradale, un 62enne polacco ha riportato un trauma ed è stato prontamente assistito dall'ambulanza di Furno. Lo ha trasportato il pronto soccorso di Belluno. 17:32, secondo intervento a Falcade, il minorenne residente a Reggio Emilia ha subito un trauma. Sul posto sono intervenute l'ambulanza di Falcade, l'automedica di Alleghe, trasferendo il giovane all'ospedale di Agordo. Infortunio in Val Visdende, soccorsa escursionista austriaca alla Malga Chivion. Santo Stefano di Cadore, intervento tempestivo del soccorso alpino della Val Comelico, allertato dalla centrale del SUEM per un'emergenza in quota. Una turista austriaca di 54 anni, impegnata in un'escursione con un gruppo di connazionali, è stata bloccata da un forte dolore al ginocchio che le ha impedito di proseguire il cammino. L'infortunio è avvenuto nei pressi di Malga Chivion, nella suggestiva cornice della Val Visdende. Una squadra di soccorritori ha rapidamente raggiunto la donna, prestandole le prime cure e stabilizzandola. Successivamente la 53enne è stata caricata a bordo del mezzo di stazione. I tecnici l'hanno quindi accompagnata a valle fino a San Pietro di Cadore.
Fortunatamente l'allarme si è risolto senza gravi conseguenze. La donna ha rifiutato il ricovero, allontanandosi autonomamente con i mezzi pubblici. Economia, Maurice Cran, maxi commessa nel Regno Unito. Nascono a Santa Giustina i nuovi colossi d'acciaio. Le gru più grandi d'Europa nascono a Santa Giustina. Le progetta e realizza la Maurice Cran, che si è appena aggiudicata una maxi commessa e ha visto l'ingresso in società della famiglia inglese O'Rourke, gigante dell'edilizia con 10 miliardi di fatturato. Sul trasporto pubblico, gestione autonoma, Belluno, Gazzettino, resta per conto suo la provincia dopo un primo progetto che intendeva fondere i bacini di Treviso e Belluno del trasporto pubblico. È arrivata ieri la conferma anche da parte della giunta regionale di una marcia indietro, garantisce l'autonomia di Belluno. Ascoltata la nostra specificità, lo dice il presidente della provincia Staunovo Polacco. Adesso il passaggio successivo è la costituzione delle agenzie di trasporto. Ente provincia sono state assegnate le deleghe, c'è la grana vicepresidenza. Provincia di Belluno, il presidente Staunovo Polacco assegna le nuove deleghe ai consiglieri. Belluno. Il presidente della provincia di Belluno, Marco Staunovo Polacco, ha formalizzato tramite il decreto numero 30 il conferimento delle deleghe di coordinamento politico ai consiglieri provinciali. Questa assegnazione è mirata a valorizzare le competenze interne e a garantire un presidio efficace sull'intero territorio, segue le linee guida del programma di governo presentato lo scorso 30 giugno. La ripartizione ha coinvolto la maggioranza dell'Assise, escludendo unicamente i consiglieri del gruppo Futura Centrosinistra bellunese, i quali hanno espresso la loro indisponibilità a ricevere incarichi. Tra le nomine principali, Alberto Peterle assume la gestione di bilancio, protezione civile e difesa del suolo. A Marzio Sovilla vanno lo sport, l'edilizia scolastica e il supporto su viabilità e infrastrutture, mentre Donatella De Pellegrin si occuperà di welfare sociale e pari opportunità. Alberto Vettoretto riceve la delega per l'UNESCO, le attività produttive e Vanessa De Francesca seguirà turismo, cultura e programmazione strategica. Infine Renzo Minella coordinerà impianti a fune, trasporto pubblico locale e i rapporti con la Regione Veneto, supportando il Presidente sul delicato fronte del rinnovo delle grandi concessioni idroelettriche. Il Presidente ha scelto di trattenere a sé deleghe strategiche fondamentali, tra cui il Fondo Comuni di Confine, l'ambiente, il personale e la caccia e pesca. Resta temporaneamente rinviata invece la nomina del vicepresidente. E a questo proposito il Gazzettino, anche se scoppia subito un vero e proprio caso vicepresidenza, nel decreto infatti manca l'indicazione del vice e da statuto il ruolo, se non assegnato espressamente, deve essere ricoperto dal consigliere che ha ricevuto più voti, solo che si tratta di Manusci, siede tra i banchi della minoranza. Taglio basso del giornale, la cooperativa di Cortina al parcheggio. La cooperativa di Cortina dispone di un nuovo parcheggio per i clienti. La novità ha una rilevanza importante per il grande emporio, ma anche per la complessiva mobilità nel centro paese. In passato l'azienda tentò più volte la strada della costruzione di aree di sosta adiacenti il negozio. Da fine giugno sono operativi 3 spazi per la sosta delle auto. Sono piazzali in ghiaino, inseriti in un'area verde. Vi si accede da nord da via Marconi. Dalle 8 alle 20 5 euro l'ora, dalle 20 all'1 2,50 l'ora, dall'1 alle 7,59 10 euro all'ora sono invece i costi. E ancora il Corriere delle Alpi, in prima pagina il titolo per Staunovo Polacco: frane, viabilità, investi scuola, noi andremo ad utilizzare così i canoni idrici. Solidarietà record, dona un sorriso 101.000 euro per aiutare chi è in difficoltà. La notizia, il caso vuole la scorta, raffica di chiamate al 113 e finisce a processo. È un caso curioso quello raccontato da Gigi Sosso quest'oggi sul Corriere delle Alpi. Voleva la scorta della polizia e per essere accontentata la cittadina ucraina ha chiamato 36 volte il numero di emergenza in poco più di 2 ore e mezza. Difesa dall'avvocato Francesco De Bona, portata in tribunale per interruzione di pubblico servizio. Strana vicenda, curiosa la motivazione, aveva paura d'essere aggredita dall'ex compagno nel tragitto tra la propria abitazione e il posto di lavoro.
Il dibattimento si terrà dopo la pausa estiva di agosto, sottolinea il Corriere delle Alpi. Una doppia operazione chirurgica necessaria a seguito delle fratture dello zigomo e della mandibola riportate domenica da Roman, il giovane portiere del Voltago colpito domenica al volto da una ginocchiata all'inizio della partita sul campo del Canale d'Agordo. Torneo Agordino. Scrive il Corriere delle Alpi, il tema riguardante la tempestività dei soccorsi al centro di un dibattito. Ieri nel tardo pomeriggio è intervenuta anche Lutsuno Dolomiti riportando la propria versione dei fatti. La premessa è la testimonianza all'emittente Radio Più di Mauro, marito della mamma dell'estremo difensore, il quale ha sottolineato che il giocatore, una volta colpito al volto, sarebbe rimasto incosciente per almeno 1 minuto e mezzo, perdendo sangue dal naso e dalla bocca. È a quel punto che è stata effettuata la chiamata al 118 senza risposta, poi tramite il 112 alla centrale sanitaria. Mauro ha spiegato come le indicazioni fossero state chiare a proposito delle condizioni del ragazzo. Poi, mezz'ora dopo, è arrivata l'ambulanza di Agolo. La storia la conosciamo, c'è la risposta della ULS, è stata effettuata una verifica interna sul rispetto delle procedure e sulla applicazione dei codici secondo dispatch, quello che comprende tutte le frasi inerenti al sistema di soccorso. Esito positivo, sottolinea l'azienda sanitaria. Nella definizione del caso è stata significativa la sequenza delle informazioni ottenute nella seconda chiamata. È risaputo che guidare le persone per acquisire le informazioni da parte della centrale operativa del 118 è importante quanto in qualità delle stesse fornite dai presenti. La contemporaneità nella stessa fascia oraria, 9 interventi è una variabile da tenere in considerazione. In ogni caso coinvolto un mezzo ALS con infermiere, risultato idoneo al quadro clinico presentato. Siamo coscienti che i tempi di attesa percepiti in attesa degli eventi possono assumere peso e rilevanza. Per tale ragione la segnalazione è stata utilizzata per verificare ulteriormente l'organizzazione interna. Pur garantendo il massimo impegno, si ritiene utile segnalare che la conoscenza preventiva degli eventi può aiutare il sistema nei soccorsi. Per tramite il sindaco di Voltago, Giuseppe Schena, organizzerà a breve un incontro con il direttore generale Achille Di Falco, con la famiglia. Auguriamo a Roman di tornare presto tra i pali. Questa è la cosa principale. Avete ascoltato la rassegna stampa locale dal 1983, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino. Più siamo, il programma di Marina.